Per la Pasqua abbiamo pensato a un menù che rispecchi sia la tradizione che la creatività. Abbiamo cercato di sviluppare delle cose nuove appunto per questa festività, abbinando dei prodotti di stagione tipo i bruscandoli, lo scoppettino, gli asparagi, a dei prodotti di alta qualità, il gambero rosso, il caviale, poi anche cercando di creare dei piatti nuovi pescando dalla tradizione. Abbiamo per esempio la capasanta alla carbonara e dentro appunto c'è l'uovo con il guanciale croccante, poi una salsina particolare con il formaggio, insomma è quella abbinata pesce e verdure che per noi è veramente una chicca. E poi per esempio una millefoglie di baccalà con gli asparagi, un risotto fatto con la salicornia, il caviale, e il gin e l'ostrica. Abbiamo cercato proprio di fare dei prodotti, dei piatti diversi da quello che è il nostro modo consueto di lavorare, che però abbiamo sempre nella qualità del prodotto. Perciò se uno viene anche il giorno dopo Pasqua o nel periodo trova comunque quei piatti lì. E poi siamo fortissimi nel crudo, che non c'è a Pasqua, però insomma nel piatto, per esempio nel risotto, c'è l'ostrica. Come dessert, appunto, che abbiamo pensato di fare a Pasqua, abbiamo cercato di utilizzare insomma i due prodotti secondo me clou della stagione, che sono le fragole e il cioccolato. Allora vi do un consiglio per la stagionalità, appunto sulle cose che si possono fare a casa. Partiamo sempre da un concetto che bisogna riuscire a realizzare delle cose semplici con i prodotti che si trovano. Adesso c'è il periodo delle erbe e si può realizzare tantissime cose, da una semplice frittata, magari con i bruscandoli, con i scoppetti, con gli asparagi, ma poi c'è l'aglio orsino, insomma ci sono veramente tantissimi prodotti. Per esempio abbinarli con il pesce è molto semplice, basta, non so, faccio un esempio, si possono prendere dei gamberi, sgusciarli, tagliarli, saltarli con un po' di aglio in padella e dopo a parte aggiungere magari dei bruscandoli appena spadellati o appena sbollentati, tutte cotture molto veloci. Si può mettere una pasta, si può aggiungere delle uova, si può prendere un filetto di pesce, insomma dar molto spazio alla creatività con i prodotti di stagione che fanno veramente la differenza sia nel gusto che anche nell'animo, perché poi sai, riuscire a cogliere una cosa con le proprie mani e poi trasformarla dà una sensazione fantastica, insomma.